Domenica scorsa, durante un controllo all'interno della stazione ferroviaria di Udine, una pattuglia della Polvere è stata insospettita dal comportamento di due uomini presenti nell'atrio principale, i quali alla vista delle divise hanno manifestato evidenti segni di nervosismo. Subito sottoposti al controllo, i due cittadini comunitari di 27 e 31 anni sono risultati latitanti e destinatari di provvedimenti di carcerazione emessi rispettivamente dalla Procura di Reggio Calabria a seguito di una condanna ai 7 mesi di reclusione per i reati di minaccia e lesioni personali e dalla Procura del Tribunale di Perugia a seguito di condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione per il reato di tentato furto aggravato. Al termine delle procedure di rito, i due sono stati associati al carcere di Udine. Siamo in compagnia di Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia di Stato. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Come commentiamo questo intervento della Polvere alla stazione di Udine? Lo commentiamo dicendo che innanzitutto facendo subito i complimenti ai colleghi di Udine che hanno portato a termine l'intervento senza chiaramente che nessuno finisse all'ospedale o magari di conseguenza anche in tribunale, visto che quando succede qualcosa e fermi qualche persona e succede che uno si fa male, alla fine davanti al giudice si va per rispondere sempre l'operatore della polizia di Stato e mai o l'uomo delle forze dell'ordine e mai chi invece dovrebbe rispondere veramente di essere lì, come in questo caso, avendo già un foglio di via. Il problema è che lì diventa anche difficile perché questo è avvenuto all'interno di un controllo, ma è avvenuto in un controllo non in treno. Ricordiamo che noi parliamo spesso, io quando parlo di controlli magari si identifica solo la strada, i controlli che fa l'operatore delle volanti, ma i controlli che vengono effettuati in un treno dove la polizia ferroviaria fa dei servizi specifici, guardate che diventa molto molto delicato e molto professionale l'operato della polizia ferroviaria, perché si lavora in un perimetro ristretto, cioè qualsiasi cosa dovesse accadere è come fare un controllo su un aereo. Quindi voglio dire, il controllo che viene fatto in un vagone, in una carrozza di un treno, diventa un lavoro veramente certosino quando bisogna fermare e identificare una persona che dà in escandescenza. Voi capite benissimo che quello è l'area, quello è il perimetro. Ecco, anche qui la polizia una volta, ai tempi miei, faceva dei corsi specifici. Oggi non ci sono i soldi per formare un operatore e chiaramente il buonsenso e la capacità va solamente all'esperienza dell'operatore. Vediamo che anche a Pordenone abbiamo la situazione che abbiamo in tutti gli uffici di polizia, la mancanza di personale e l'operatore magari nell'orario più importante, magari quello notturno, è assente perché l'ufficio non ha personale per mandare avanti un ufficio importante come una stazione. Per quanto riguarda il fenomeno delle baby gang, com'è la situazione? Ma la domanda è interessante, Tania, perché rileviamo che è un fenomeno molto in crescendo, è un fenomeno che dovremmo cercare di capire che non è importante per oggi, per questo momento, è importante per il futuro, Tania, perché solamente nel 2022 la cronaca ne ha parlato per 1900 casi a livello nazionale e capisce che 2000 casi all'interno di un anno sono tantissimi e bisogna identificare e studiarlo a fondo come hanno fatto altri paesi con dei progetti mirati. Io dico, non dobbiamo guardarlo solo per adesso, ma dobbiamo guardarlo anche per il futuro. Vede, le baby gang si formano da
ormai la statistica, dai 15 ai 17 anni. Questo è il range di età di questi ragazzi che compiono questi atti veramente che poi hanno portato alla morte anche di qualcun altro. Quindi da 15 a 17 anni. E allora, vuoi la diversità di cultura, vuoi i problemi economici, vuoi i problemi sociali, mettici quello che vuoi, però questo per gli esperti, soprattutto perché parliamo di sicurezza, ma soprattutto per le persone che devono, come nel campo della giustizia, dovrebbero intervenire con dei progetti, con dei progetti a futuri, a lunga gettata, va visto diversamente da come va visto in Italia, perché è un fenomeno che fa la sua apparizione, la sua scena e abbiamo risolto il problema. Chiaro. No, dobbiamo guardarlo nel futuro perché i delinquenti di oggi saranno i delinquenti di domani. Anche perché insomma la criminalità evolve nel tempo, bisogna essere sempre certo, pronti ad intervenire. Se un ragazzo che da 15 ai 17 anni inizia a fare il malvivente, perché quello è, va bene, e guardate che non è solo lo straniero, noi abbiamo dei fenomeni, abbiamo fatto un convegno a Torino il 2 dicembre, proprio l'FSP, Polizia di Stato, ha organizzato questo convegno sulle baby gang ed è emerso che è lievemente in vantaggio il nord Italia, quindi non vuol dire lo straniero, non vuol dire il meridione, non vuol dire tante altre cose, ma quello che, ripeto, dobbiamo, per chi è pagato per guardare questa situazione, questa sicurezza, dobbiamo guardare nel modello futuro, nel prossimo futuro, perché 17 anni, ahimè, si sta un attimo a diventare maggiorenni. Chiaro. Grazie allora Raffaele Padrone per il facciamo suo gli intervento. auguri, Certo. questo, fare gli auguri, pensiamo al panettone in questi giorni, va a fare gli auguri, essere più buoni con tutti e mi raccomando, insomma, poi magari la prossima settimana parleremo anche dell'attenzione dei fuochi d'artificio, queste cose certamente che abbiamo sempre fatto come ogni anno. Vanno bene ricordare. Grazie a allora voi, Raffaele Padrone, a tutti quanti. estendo gli auguri anche a lei. Allo staff, grazie. E al Cavaliere che ci ascolta e a lei che ha grazie. di questo nuovo mestiere. Insomma. grazie Raffaele Padrone. Approvato il bilancio di previsione del 2023 del Comune di Pordenone, parla il sindaco Alessandro Ciriani. Prego.